Siamo sempre collegati con CGIL e CGIL, la parola era Paolo Righetti che mi stava dicendo, appunto stavamo parlando di vari stanziamenti che devono essere fatti, dove in capo alle regioni per la competenza che è delle regioni, però per le materie di competenza delle regioni dove riescono a farlo. Sì, però questa vicenda secondo me dovrebbe aver reso più evidente che soprattutto rispetto all'organizzazione, all'assetto, alla capacità di risposta del sistema sanitario, si deve rafforzare la capacità del sistema sanitario nazionale. Che è Dal punto di un'incapacità, vista... però attenzione, perché siamo andati bene, perché siamo in Veneto, perché se fossimo stati a Napoli ci saremmo veramente suicidati. Sì, se ci fosse Quindi, tempo sarebbe interessante sviluppare anche questa rappresentazione così rosea del Veneto, che sicuramente se comparata ad altre regioni ha delle sue positività riconosciute da tutti. Se però facciamo un ragionamento più generale, insomma, siamo comunque la quarta regione d'Italia per numero di contagi, siamo la quarta regione d'Italia per decessi, abbiamo una situazione nelle case di riposo che è stata presa in mano dalla regione con molto ritardo, dove un terzo dei morti nelle RSA, un terzo dei morti complessivi che ci sono stati nella regione Veneto vengono da lì, sì, ma lì è stato un dalle problema RSA, generale, insomma cioè in non è tutto proporzione, rose sì. e fiori, anche se ci sono sicuramente elementi di Sì. positività nella gestione Ma del lei Veneto, sta dicendo una cosa, però soprattutto... in proporzione alla contaminazione delle altre regioni, che hanno avuto solo, Sì. per fortuna non hanno avuto l'onda lunga del resto d'Italia, quindi si sono barricate, le morti nell'RSA in proporzione sono state più alte in altre regioni, purtroppo, in proporzione alla contaminazione regionale. In Lombardia In abbiamo visto quello che è Lombardia, sì, sì, successo, qui da noi è sì, va stato bene. fortuna No, no, arginato. comunque non era per dire è per dire che insomma purtroppo cose negative sono successe anche qua in termini di dimensioni Sì, sì, no, ma generali. dicevo a Però tornando al livello... ragionamento di prima, a un'emergenza sanitaria come quella che c'è stata e che c'è il rischio che possa ripetersi in forme diverse, con evoluzioni diverse, si riesce a rispondere se c'è un governo centrale del sistema sanitario, che non vuol dire che si fa tutto a Roma, vuol dire che Eh. l'organizzazione e la gestione dei servizi deve essere fatta e deve essere in capo alle regioni, senz'altro, ma che però le direttive, le linee guida, le priorità di intervento devono rispondere, le priorità di approvvigionamento a una gestione omogenea su tutto il territorio Io le nazionale, se dico no soltanto rischiamo di dare questo, risposte certo, totalmente differenziate a quelle che però sono sì. esigenze Però la e interrompo diritti. solo un attimo, attenzione, quello che è partito da Roma a livello generale è stato un flop, vediamo, sistema INPS per accedere, un disastro, mascherine a 50 centesimi più IVA, senza IVA, un disastro, approvvigionamenti, è stato tutto disastroso, cassa integrazione, sindacati vi chiamo in causa, c'è gente che dice che non ha mai ricevuto un euro, un disastro. Guardi, sulla Quello che cassa in capo alle integrazione. regioni, dove le regioni funzionano, bene o male ha funzionato perché c'è stata una gestione più immediata, lo Stato centrale stesso ha detto rilasciamo in capo alle regioni perché sanno contestualmente come muoversi in propri ambiti territoriali, per cui io direi Però mi questo era sta un... dicendo che non è stato così, Ah no, è andato perché tutto benissimo dallo la Stato gestione centrale. degli ammortizzatori è in capo alle regioni e se mi dice questo vuol dire che non è stato, che No, non quello sono di capo state allo così Stato, virtuose. quello è E l'INPS, lo dico, e quello in lo capo dico all'INPS. pensando al Veneto, che non c'è dubbio per quanto riguarda la gestione degli ammortizzatori, ha lavorato benissimo, sia la regione sia l'INPS. Siamo forse la migliore regione in termini di elaborazione delle pratiche e di velocità nei tempi. Purtroppo alcuni tempi che si dicono burocratici sono necessari, indispensabili. Abbiamo fatto anche gli accordi sia nazionali che regionali sull'anticipazione con le banche per insomma, limitare questo problema dei tempi di erogazione diretta da parte dell'INPS. Però ecco, insomma, il ragionamento sull'autonomia richiederebbe più tempo di approfondimento. Io vorrei tornare invece al tema della contrattazione sociale e a quanto è importante, perché anche lì questa vicenda ha accentuato quello che come CGIL stiamo dicendo da parecchio tempo. Dobbiamo, anche qua in Veneto, che è una situazione per molti versi migliore che in altre regioni, ma anche qua in Veneto si stava andando a una regressione rispetto alla qualità della filiera dell'assistenza territoriale. Faccio un ragionamento generale che riguarda sia i servizi sanitari nel territorio, Certo. sia i servizi sociosanitari, sia i servizi
socio-assistenziali, che sono invece l'ambito indispensabile per riuscire a rafforzare, a migliorare la capacità di intervento sia sul piano sanitario sia sul piano sociale. Bisogna rilanciare gli interventi su questa filiera, rilanciare la loro presenza nel territorio, e questo significa ovviamente quello che da tempo diciamo: più risorse, più organici, più professionalità specifiche per rispondere soprattutto alle categorie più fragili della popolazione, dagli anziani ai non autosufficienti, alla disabilità, al mondo delle dipendenze, al mondo dell'infanzia. C'è ancora molta povertà educativa e anche un tasso elevato di abbandono scolastico, ai servizi verso l'infanzia anche in questa fase emergenziale, anche in alternativa al periodo che è ancora in essere di chiusura degli asili nido e delle scuole materne, ma più in generale in una prospettiva strutturale di rafforzamento del sistema dei servizi. Io devo un attimo, chiudiamo perché devo dare la parola 5 minuti anche a Ivana Fogo, quindi chiudendo chiuda il discorso, interrotto perché chiude il discorso in modo che poi possiamo darle il là a Ivana. Volevo passare insomma il testimone a Ivana, nel senso che è proprio per questo che è importante la nostra azione di contrattazione sociale e territoriale che stiamo cercando di fare in tutto il Veneto. Siamo in una fase di crescente emergenza sociale, per cui riscontriamo anche un'attenzione e una volontà che forse prima non c'era da parte dei sindaci a dialogare, a confrontarsi su queste tematiche, ovviamente con tutte le difficoltà che ci sono, e per questo, anche per favorire e promuovere questo percorso, abbiamo chiesto proprio recentemente, nei giorni scorsi, un incontro anche al presidente dell'ANCI Veneto, che è il nuovo presidente, il presidente Conte, il sindaco di Treviso, e ci auguriamo di avere riscontro, perché se riusciamo a condividere alcuni linee guida, alcuni orientamenti, questo può favorire un'omogeneità nel territorio regionale rispetto alla contrattazione che in ogni provincia si sta sviluppando. Certo, benissimo, grazie Paolo Righetti. Ivana Fogo, così può concludere raccontandoci cosa obiettavano i sindaci, cosa dicevano anzi i sindaci. Pronto Ivana? Ivana Fogo al microfono spento. Avevo spento per non disturbare la... Allora, i sindaci, riprendiamo un po' il discorso in 2 minuti. Sì, dicevo, confermo che c'è questa attenzione da parte dei sindaci e nel continuare a descrivere le azioni che loro stanno facendo o si stanno preparando a fare, perché tornando al discorso dei bambini, per esempio, degli asili nido, sempre se sarà possibile, in attesa di direttive specifiche, comunque i comuni che noi abbiamo incontrato si stanno attrezzando e stanno ragionando rispetto anche ai centri estivi, proprio per come dire, tentare di creare una sorta di incontro fra i bambini per andare a sostegno delle famiglie. Stanno ragionando di mettere in campo, ogni comune insomma che abbiamo incrociato, tutte le strutture che hanno, scuole, parrocchie, possibilità insomma di creare luoghi per ottemperare al problema del distanziamento, che è fondamentale, perché si dovrà ragionare rispetto a piccoli gruppi, 4-5 bambini, non di più. In molti comuni stanno ragionando anche di incrociare i ragazzi che facevano i GREST nelle parrocchie, quindi c'è davvero un fiorire di iniziative e di coinvolgimento da parte di tanti soggetti che va, e questo devo dire che è un messaggio anche di ottimismo. Teniamo conto che insomma noi ci auguriamo che questo virus stia perdendo un po' della sua cattiveria, sentivo ieri sera insomma qualche notizia in questo senso, e che andando verso l'estate
probabilmente ci sia anche un aiuto in questo senso. Certo, si deve ragionare con interventi specifici, ma pronti e flessibili quando ci si trova di fronte a situazioni che possono modificarsi. Ecco, insomma, quindi io questo vedo un grande lavoro da parte dei comuni, quelli che abbiamo finora incontrato, ma non ho dubbi tutti, grande lavoro da parte dei servizi sociali e poiché io provengo da quel mondo, devo dire che c'è anche una rivalutazione rispetto ai lavoratori pubblici, perché gli assistenti sociali, insomma, hanno ricominciato ad assumere un ruolo davvero fondamentale. Quindi io per questa ragione, insomma, do un giudizio positivo degli incontri con le amministrazioni. Noi non facciamo incontri solo con i comuni, ma devo dire abbiamo avviato anche un'interlocuzione anche con l'ULSS. Nel nostro territorio, sapete, abbiamo un'unica ULSS. Infatti volevo proprio chiedere questa, perché so che ci sono stati vari incontri anche con le ULSS. Sì, allora la categoria della funzione pubblica, dei lavoratori pubblici, loro hanno i loro tavoli di categoria su adempimenti contrattuali, ma non solo, ma anche su tutti gli adempimenti previsti dall'emergenza Covid, no? Però noi abbiamo anche questi tavoli, devo dire un po' meno frequenti rispetto alla categoria per ovvie ragioni, però anche questa è un'interlocuzione importante per noi, davvero importante, e mi permetto di dire, è vero che in Veneto la situazione, questa pandemia è stata affrontata in modo diverso, è vero. E ha dato anche dei risultati migliori rispetto ad altre regioni, non solo rispetto a regioni del sud, ma anche rispetto a regioni del nord, e questo va sottolineato. E questo è potuto avvenire non perché siccome provengo da quel mondo mi permetto di dare un giudizio, non perché si sono messe in pratica delle azioni d'urgenza come si è fatto, perché va detto, insomma, che sono state prese delle decisioni anche coraggiose, perché io lo dico, non ho problema a dirlo dappertutto. Sì. Quando si è deciso di chiudere il comune di Vo, no? Certo. Alla fine di febbraio, sì. Quando si è deciso di chiudere l'ospedale di Schiavonia, quella è stata una decisione importantissima. Ecco, quindi va riconosciuto. Siamo in chiusura. Ma qui si è potuto affrontare meglio questa situazione perché c'era una struttura costruita nel tempo, che sono le strutture territoriali. Mi permetto di insistere perché noi su questa cosa abbiamo sempre, noi come organizzazioni sindacali, tutte, avete insistito sempre, abbiamo sempre insistito che queste sono strutture fondamentali. Infatti è stato riaperto Monselice, per esempio, un ospedale è stato subito rimesso in sesto. Non è stato neanche necessario rimettere, non è mica stato aperto il vecchio ospedale, perché ha lavorato, in realtà hanno lavorato molto tutte le strutture territoriali che hanno fatto una sorta di anello di protezione rispetto alle strutture ospedaliere. Perfetto. Le strutture ospedaliere sono state giustamente in parte salvaguardate perché molti dei pazienti, perché lo sapete com'è la malattia, sì, no? Sì, dobbiamo chiudere, a vari stadi, molti malati positivi ma con sintomi non gravi sono stati tenuti, monitorati a domicilio. Esatto. Quindi hanno funzionato benissimo le reti territoriali, cosa che non è avvenuta in Lombardia, permettetemi di dirlo, non è avvenuta, e noi non abbiamo avuto ospedali infettati. Certo. Parlo per la provincia di Padova che conosco bene. Proprio per questa ragione dobbiamo chiudere. Ospedali infettati, non abbiamo avuto ospedali a Treviso. Sì, Ivana Fogo, dobbiamo proprio chiudere, siamo fuori tempo poi massimo. L'hanno sanificata e successivamente riaperta. Però, Ivana Fogo forse non mi sente, dobbiamo chiudere perché abbiamo sforato oltre la pubblicità, mi dispiace. Su questo tema ci ripromettiamo che lo riaffrontiamo perché è un problema importante. Certo. Assolutamente, siccome poi tornate la prossima. Devo concludere però dicendo, anch'io sottolineando, che l'azione invece sulle case di riposo è stata troppo tardiva. Perfetto, allora torniamo sulle case di riposo. Grazie Righetti, grazie Ivana Fogo, grazie a voi di averci seguito, appuntamento come sempre la prossima settimana, grazie.